Tante storie ti voglio narrare, tante storie per giocare. Quando non ne so più, me le racconti tu. Le storie d'una volta parlavano di fate, di maghi, di streghe, di belle addormentate. Nei bambini il bisogno della fiaba c'è, e questo può essere in contraddizione magari con la necessità della società di educare uomini efficienti, produttivi, però anche limitati in una sola direzione, solo chimico, solo ingegnere e così via. Se noi vogliamo degli uomini completi, dobbiamo educare anche la loro immaginazione, la loro fantasia. La fiaba è anche un modo per avviare questa educazione. Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano alla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ognuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si propagano in profondità. Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provocando una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l'esperienza e la memoria, la fantasia e l'inconscio. Sasso, da questo punto di vista, è per me Santa Caterina del Sasso, un santuario a picco sul Lago Maggiore. Ci andavo in bicicletta, ci andavamo insieme, Amedeo e io. Sedevamo sotto un fresco portico a bere vino bianco, a parlare di Kant. Ci trovavamo anche in treno, eravamo entrambi studenti pendolari. Amedeo portava un lungo mantello blu. In certi giorni sotto il mantello si indovinava la sagoma dell'astuccio del suo violino. La maniglia del mio astuccio era rotta, dovevo portarlo sotto il braccio. Amedeo poi andò negli Alpini e morì in Russia. Il primo strumento musicale me lo feci di mia mano a 9 o 10 anni, servendomi di vecchie scatolette ancora odorose del lucido da scarpe che avevano contenuto. Presi 7 coperchi, li appesi con un filo a un bastoncello, uno dopo l'altro, schiacciandoli in vario modo, li intonai alle 7 note della scala musicale e con un martelletto di legno ci suonavo "Quando passano per via gli animosi bersaglieri" o "Venchininetta sotto all'ombrellin", una vecchia canzone popolare. Quell'esempio di stimolazione della creatività musicale dei bambini in quella scuola dove avevano ogni sorta di campanacci, strumenti vari, xilofoni e così via, e dove arrivavano anche a progettare un pezzo, no? Questa partitura disegnata, non scritta. Cioè aveva inventato un nuovo modo di scrivere la musica. Sì, aveva riscoperto quello che per conto loro scoprono poi Berio o Stockhausen quando devono disegnare i progetti delle loro composizioni. Lì mi sembra molto bello quel punto, perché mostra come poi i bambini siano capaci sì di scatenarsi, ma siano capaci anche di controllarsi fino al pianissimo, fino a quei rumori appena ottenuti con uno sfregamento della pelle, con un colpo, cioè sono capaci anche di controllarsi. La stessa canzone imparai a suonarla quasi negli stessi anni su un'armonica bocca che mi era stata regalata. Una volta che suonavo Venchininetta, qualcuno mi fece gli occhiacci e mi ingiunse di non suonare mai più quella robaccia. Mi ci volle un po' di tempo per sapere che la musica era niente meno la stessa di Bandiera Rossa, la più proibita di tutte le musiche, perché allora c'era il fascismo. Imparai presto a suonare sull'armonica quasi tutte le canzoni che la gente mi chiedeva. E qualche volta mi capitava anche di suonare Venchininetta. C'era sempre qualcuno che mi chiedeva quella canzone strizzandomi l'occhio. Nel marzo del 1972 a Reggio Emilia, su invito del comune,
Ebbi una serie di incontri con una cinquantina di insegnanti delle scuole per l'infanzia, elementari e medie e presentai, in forma per così dire conclusiva e ufficiale, tutti i miei ferri del mestiere. Quella fu una delle settimane più belle della mia vita. Il manifesto fatto affiggere per l'occasione annunciava in tutte lettere incontri con la fantastica e io potei leggere sui muri stupefatti della città quella parola che mi faceva compagnia da 34 anni. Era il 1938 e nei frammenti di Novalis trovai quello che diceva: se avessimo anche una fantastica, come una logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare storie. Pochi mesi dopo, avendo incontrato i surrealisti francesi, credetti di aver trovato nel loro modo di lavorare la fantastica di cui andava in cerca Novalis. La grammatica della fantasia è la rielaborazione delle conversazioni di Reggio Emilia. Non rappresenta né il tentativo di fondare una fantastica in tutta regola, pronta per essere insegnata e studiata nelle scuole come una geometria, né una teoria completa dell'immaginazione e dell'invenzione, per la quale ci vorrebbero ben altri muscoli e qualcuno meno ignorante di me. Non è nemmeno un saggio, non so bene cosa sia, in effetti. Vi si parla di alcuni modi di inventare storie per bambini e di aiutare i bambini a inventarsi da soli le loro storie. Io spero che il libretto possa essere utile a chi crede nella necessità che l'immaginazione abbia il suo posto nell'educazione, a chi ha fiducia nella creatività infantile, a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola. Tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Bambini, oggi vorremmo fare un gioco nuovo con voi. Vogliamo provare? Sì! Tutti insieme? Sì! Per esempio, inventare una storia. Pensate che saremo in grado di inventarla? Sì! Soprattutto da una singola parola. Da una singola parola far scaturire una vera storia inventata da noi. Una parola che è come un sasso gettato nello stagno. Quindi, vuoi provare, Barbara, a farmi vedere come getteresti un sasso nello stagno? Con più forza, vediamo. Ora getteremo una parola nella vostra mente. Questa parola sarà sasso. Che altre parole vi ricorda? Vediamo. Dai. Forza, dai. Serpente. Benissimo. Sesamo. Sosia. Benissimo. Sottana. Salame. Sesamo. Già detto. Sorgente. Saturno. Vogliamo adesso invece trovare una parola che faccia rima con sasso. Masso. Gasso. Ammasso. Grasso. Come te? Allora, coraggio. Inventa una favola. Come si inventa una favola? Beh, ci sono tante maniere di inventare una favola. Anche con una parola sola. Aspetta, anche con una parola sola. Sai come quando tu mastichi la gomma, poi la tiri. Prendi una parolina piccola, la mastichi, la tiri, viene fuori tutta la storia. Beh, qualche volta vengono fuori da sole e qualche volta si cercano così. Con le parole si fanno. Quanto tempo si impiega a scrivere una favola? Beh, una favola magari mezz'ora, magari 6 anni. Non c'è una regola. Allora abbiamo detto che inventiamo una storia. Prima inventiamo la storia o prima la scenetta? La scenetta. Prima la storia. Prima la storia. Però facciamo un sistema che non avete mai fatto. Delle storie corte. Comincio io, Si comincia con vedo. Si dice vedo un coccodrillo che fuma la pipa. E la mangia e il fumo gli viene fuori dalla coda. Chi ne vuole fare una così? Bianca Rosa, cosa vedi? Bianca Maria. Vedo l'Italia che si sta facendo in frantumi. Vedi l'Italia che si sta facendo in frantumi. Fai la carta geografica, continua a cascare. L'Italia vera. Anche nel disegno infantile, che il bambino disegni una casa, un albero, che faccia un disegno di fantasia, non ha importanza, simbolicamente i suoi contenuti entreranno lo stesso nel suo disegno, così se inventa una favola, se inventa una scenetta, i contenuti della sua vita entrano, seguendo il pretesto fantastico, però anzi utilizzandolo per farsi strada, per uscire fuori.
Allora, ancora Gianni, poi chiuso, non si può più, non c'è più nastro, si rompe la televisione. Quando sta a cavallo a scrivere queste tante poesie? Semistanco? No, non è mica come zappare la terra, spaccare i sassi, sai, quelli sono lavori che stancano. Certo, poi la scuola costruisce, se no non sarebbe scuola. Non è che segue il bambino dove spontaneamente va, perché poi non sarebbe una vera libertà, perché sarebbe anche un disperdersi. Avete qualche cosa da dire prima che io me ne vada? Avete qualche domanda da fare? Noi dalle sue poesie abbiamo ricavato che la pensa come noi e come la maestra, perché per noi tutto è uguale. Per esempio Massimo, che ha vinto il tema nella resistenza romana, no? È come se l'abbiamo vinto tutti. I valori non sono esattamente quelli del mondo in cui vivono. Loro vivono in un mondo di competizione, in un mondo di lotta anche spietata, di durezze, eccetera. Nella loro classe il valore invece è la solidarietà, essere tutti uniti, lavorare insieme, rispettarsi, aiutarsi. È già tutta un'altra morale. Per portare la regina fecero fare una portantina. La reggevano due fanti, uno di dietro, l'altro davanti. Quello di dietro, il fante di fuori, amava in segreto la donna di fiori. Una volta, da un finestrino, lei gli fece un salutino. Lui si confuse, si emozionò. La portantina si rovesciò. La regina ruzzoloni scese le scale e gli scaloni e patapumfete, dove casca? Dritta dritta nella vasca. E qui una balena di buon appetito ne fa un boccone con tutto il vestito. Una brutta mattina, Capitan Bombardo scopre il loro rifugio e già si prepara a metterli nel sacco. Ma i nani ormai sono diventati uomini coraggiosi e affrontano senza paura il capo delle guardie, usando come armi i loro strumenti di lavoro. Si prendono 3-4 ragazzi, si danno a loro degli oggetti disparati, che so, una casseruola, una bottiglia vuota, un bastone. Con questi 3 oggetti i ragazzi debbono inventare una scena. Immediatamente loro cominciano a domandarsi chi è che ha il bastone. Beh, allora sarà il padre che ha il bastone per bastonare il figlio. Perché? Ecco, c'è la bottiglia vuota, forse è andato a prendere il latte e tornando l'ha tenuta così, ha rovesciato tutto il latte, allora lo picchia. La casseruola, è vuota anche quella perché bisognava fare il latte per la cena. Insomma, nasce la scenetta dagli oggetti. Ricorda tutti quanti che uniti pure i navi diventano giganti. La favola è finita, noi ce ne andiamo via. Di cuore salutiamo tutta la compagnia. Nelle scuole materne, per esempio, si consiglia sempre di tenere un cestone di vestiti smessi, di quei abiti, veli, cappelli, così. E i bambini si giocano ad assumere dei ruoli ed è importante quello che fanno lì, perché assumere dei ruoli vuol dire misurare le distanze tra sé e gli altri, misurare e cercare il proprio posto nel mondo. Un famoso psicologo americano sostiene che in ciascuno di noi ci sono 3 persone. Il genitore, l'adulto, il bambino. Facciamo la prova. Ecco un signore che parla in treno, avendo per pubblico i suoi compagni di viaggio, e gli dice: che tempi! Non c'è più rispetto, non c'è più religione, non c'è più niente, gioventù bruciata, più nessuno ha voglia di lavorare, se comandassi io... Alt, basta così. Quale delle sue 3 persone sta parlando? Ma è evidente, è il genitore. Quello che ripete i luoghi comuni, le frasi che ha inteso dire dai suoi vecchi o dai suoi colleghi, che le avevano intese dire dai loro superiori. Ecco un altro signore. Nel radersi la barba si è tagliato. Dal bagno escono i suoi urli vigorosi. Se la prende con la moglie, con i figli, con i santi del cielo, con i negozianti di lamette, con gli idraulici. Domanda: quale delle sue 3 persone sta sfogandosi a quel modo? Chiarissimo, è il bambino.
quello che quando urta nel tavolo e si fa un bozzo se la prende con il tavolo e strilla «Cattivo tavolo!». Finalmente ecco una signora dall'apparenza calma, ragionevole nel comportamento. Se le casca un piatto non dà la colpa al piatto. Se si parla dei figli non ripete le idee di sua nonna, agisce in rapporto diretto con le cose. Tiene conto dei fatti, non si impone con l'autorità come farebbe il genitore che è in lei, né con i capricci come farebbe il bambino che fa parte di lei. Conclusione, è un adulto, agisce da adulto. Perché due persone, non importa se della stessa età o no, possano veramente comprendersi e collaborare, occorre che l'adulto della prima si metta in sintonia con l'adulto della seconda. Un padre e un educatore debbono saper parlare all'adulto che è nel ragazzo o nel bambino. Ma questo è possibile solo se il padre o l'educatore sanno far parlare l'adulto che è in loro, mettendo a tacere il genitore e il bambino.